Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzeni, benvenuti su Sardinian Warrior. Oggi parleremo di giacche da scherma. In particolare oggi vi parlerò della giacca da scherma della PBT. La cosa positiva di questa giacca è ovviamente il fatto che si possa smontare. Ad esempio, io in questo caso ho rimosso tutte le varie componenti delle fodere interne. Avete questi compartimenti che contengono all'interno diciamo pannelli di materiali sintetici che servono a assorbire gli urti. In questo caso io ho aggiunto delle ulteriori componenti perché ritenevo che il prodotto non fosse particolarmente protettivo. Questa è infatti una delle debolezze e delle potenzialità di questo modello, in particolare la PBT. Ad esempio, faccio vedere qua, io ho aggiunto allo strato normale che era presente all'interno, che è questo bianco, un ulteriore strato di protezione, che è questo nero, e una placca protettiva in materiale plastico rigido, tra virgolette, perché in realtà è un materiale flessibile. Come ho fatto questa modifica? Questa modifica l'ho fatta spendendo una ventina di euro, con 2 o 3 pannelli comprati in un brico, e bisogna notare che il livello di protezione è aumentato notevolmente. Quindi ho dovuto modificare un oggetto che di per sé, per come mi era stato venduto, non era particolarmente protettivo. Come potete vedere, questa giacca si inserisce da davanti, perché in questo modo non abbiamo nessuna apertura presente sul lato o al centro, peggio ancora, della giacca, ma l'apertura è ovviamente dietro. È abbastanza scomoda e questo è uno dei fattori negativi di questa giacca, però come potete vedere, con un po' di abilità e con questo sistema che si sono inventati, la giacca può essere vestita anche da soli. Si richiude la parte di dietro con l'apposito velcro e si è pronti, ok, e si è pronti a schermare. Eccolo qua. La cosa positiva di questa giacca è che è molto mobile. Come potete vedere, non ci sono ostacoli alcuni nel movimento delle braccia, però d'altro canto non è particolarmente protettiva. La cosa positiva è che, come tutte le giacche da scherma che stanno uscendo negli ultimi tempi, vi è il sistema per come dire, catturare la lama nel caso in cui scivoli sul piastrone e arrivi sotto la gola, che è decisamente fondamentale. L'altra cosa positiva di questa giacca sono le spalline, che sono presenti in pochissimi modelli. Di recente stanno uscendo dei modelli anche con la protezione per le spalle, però in generale sono pezzi molto difficili da trovare. O comunque sono molto più costosi. Devo dire che per la pratica della striscia o della spada a lato è molto buona. Meno buona se si considera di utilizzare questo tipo di giacca da scherma, ad esempio per un torneo di spada a 1 mano e mezza, a 2 mani o insomma una Federschwert. La cosa positiva comunque è che si può modificare a piacimento, ad esempio io su questa aggiungo delle protezioni da cross che calzano perfettamente e con queste ulteriori modifiche comunque sono riuscito a rendere la giacca, che era già di per sé diciamo di livello medio di protezione, a un gradino superiore, rendendola ovviamente un po' più pesante e un po' più rigida. È un compromesso che dobbiamo accettare: essere molto protetti e poco mobili, o poco protetti e molto mobili. Per togliere la giacca semplicemente si apre e si tira indietro la zip e insomma la vestizione è molto veloce. Come vi dicevo, vi sono gli inserti per le spalline. Altra cosa positiva è che si possono togliere a piacimento, quindi se la giacca dovesse rompersi, sfiga assoluta. Però insomma, se volete, le spalline vi danno fastidio, non lo so, altre complicanze, la cosa positiva è che questa giacca è
al 100% modificabile. Talmente tanto modificabile che io ho in questo caso svuotato gli inserti che sono presenti all'interno, tolti, messi in valigia, e ora praticamente ho un tessuto morbido che sembra quasi una giacca normalissima per uscire, piegata e insomma occupa mezza valigia. Me la posso portare ad esempio in Inghilterra, dove sto andando. Sotto questo aspetto, questo tipo di giacca è molto più semplice da trasportare rispetto a tante altre. In un altro video magari vi presenterò un altro tipo di giacca che ad esempio rende impossibile fare questo tipo di spostamenti. La costruzione della protezione interna della giacca è simile a una linothorax o una thorax geca, insomma una delle armature più facilmente costruibili dell'antichità. Le piastre sono state tagliate in sezioni e vestono perfettamente, potendosi muovere all'interno della giacca. Non sono sovrapposte, quindi la giacca è sì più mobile, però nel caso in cui arrivi una punta tra una placca e l'altra, ovviamente la punta si sentirà. Con questo tipo di giacca è altamente raccomandato un piastrone pettorale, la gorgiera, assolutamente immancabile, e ovviamente poi tutte le protezioni aggiuntive, specialmente, almeno da un punto di vista personale, io vesto sempre le gomitiere o i bracciali e insomma esistono diversi modelli in vendita come quelli della Space, o io semplicemente ho ripiegato su alcune gomitiere da motocross che funzionano tra l'altro benissimo. Sinceramente mi sento di consigliarla per chi magari ha un interesse maggiore verso i tornei di striscia o gli allenamenti, chiaramente dipende da quello che uno poi vuole fare, verso la striscia e la spada da lato piuttosto che la spada a una mano e mezzo o a due mani. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividetelo. Questo è tutto da parte di Alessandro Azzeni, ci rivediamo su questo canale per ulteriori video sulla scherma storica, sulla rievocazione storica, sul combattimento in epoca antica e su altri avvenimenti di rilevante interesse archeologico o storico del passato. Ciao e buona serata!